Amici di Verde Nord-Est, siamo in compagnia, lo saluto, del mastro distillatore Roberto Castagner delle distillerie Castagner. Allora, ben trovato, siamo nel cuore della distilleria Gli Alambicchi, alle nostre spalle Gli Alambicchi di Rame. Roberto Castagner è reduce da ProWein a Düsseldorf, manifestazione importantissima per il business to business. Com'è andata, Roberto? Per l'Italia bene, credo, per Castagner benissimo, potrei dire. Avevamo molte aspettative dal mercato tedesco, che rimane oggi il 70% dell'esportazione delle grappe, quindi non possiamo non prescindere da questo mercato. I tedeschi amano la grappa, amano il Made in Italy, bisogna convincere che si può bere meglio. Quindi lo sforzo che abbiamo fatto in questi 2 o 3 anni è proprio di portare nel mercato tedesco le qualità più importanti, quindi non solo grappa bianca ma grappe invecchiate. Abbiamo portato come novità le grappe di Amarone, ma anche le lungamente invecchiate, perché oggi la grappa non deve trovare il concorrente nelle grappe, ma il concorrente è nel cognac, nel rum, nel whisky, che da sempre la fanno un po' da padrone nell'alta gamma, nell'alta fascia. Oggi invece la grappa può competere benissimo e finalmente i tedeschi sono accorti che la grappa spesso è più buona di questi distillati internazionali. Tanti visitatori interessati anche da paesi, diciamo, insospettabili, Israele, Turchia. Con sorpresa abbiamo visto che considerano il ProWein una fiera forse più facile da visitare, perché ci sono espositori, l'Italia è rappresentata abbastanza bene, forse manca un cartello Italia, perché tante volte diciamo, andiamo più regionalmente che con un bel marchio come fanno gli spagnoli, quindi anche secondo me possiamo fare molto meglio. Però la sorpresa è stata che nel momento nel quale c'è un catalogo e compare il termine Italia e compare il termine grappe, abbiamo avuto visite continue, c'è una curiosità. Io dico, è la nostra fortuna che il Made in Italy, l'Italian Style, è un fattore che oggi cercano tutti i distributori del mondo. Oggi abbiamo un packaging attraente, bello e spesso molto più sofisticato rispetto ai nostri concorrenti. Io credo che l'Italia nei prossimi 10 anni si possa proprio giocare un ruolo leader, non solo nel campo del vino come è successo, ma soprattutto nel campo dei distillati. Sono cambiati i consumatori, sono cambiati i gusti, consumatori più giovani, bisogna attirarli con un bere consapevole. Questa è sempre stata una delle battaglie di Roberto Castagner. Sì, il distillato oggi è un'esperienza, un'emozione. Star fuori, star bene insieme, stare in compagnia è un fatto sociale, socializzante. La gente oggi ha bisogno di scambiarsi, di stare in compagnia, di scambiarsi le proprie gioie e anche i propri qualche volta dispiaceri, però con un prodotto buono, un prodotto di qualità, meno alcolico, magari a chilometro zero, con i prodotti italiani, con tutto quello che deve far star bene una persona. Tra poche settimane è già Vinitaly, le novità di Roberto Castagner per questa manifestazione importante. Una cosa ve la dico subito, perché un po' non sveliamo tutto. No, tutto mai, perché sennò la gente deve venire al Vinitaly proprio con l'idea cosa troveremo in questo contenitore bellissimo che si chiama Vinitaly. È che comunque la mia azienda presenta la sua prima 20 anni, un distillato invecchiato a 20 anni, fuori classe Leon invecchiata a 20 anni, è un orgoglio aziendale. Abbiamo cominciato nel 98 a mettere via le prime barrique, dopo tirarla fuori dopo 20 anni, un'emozione che ancora faccio fatica a crederci, che ho aspettato tutti questi anni per regalarla al mondo intero, un privilegio, ecco. E quindi siamo riusciti anche noi a fare come i francesi, avere delle aziende che hanno aspettato 20 anni per far conoscere al consumatore mondiale che oggi l'Italia non è seconda a nessuno. Ecco, questo è un orgoglio che ci porteremo al Vinitaly e speriamo di avere tanta gente che viene a visitarci. In chiusura di questa chiacchierata, un altro orgoglio è il fuoriclasse. Roberto Castagner è un fuoriclasse della grappa, ma ha voluto premiare altri fuoriclasse in questi anni. Noi con Verde Nord-Est ne siamo stati testimoni. Ricordiamo l'ultimo, ma citiamo anche gli altri. Sì, Andrea Bocelli chiaramente è stato l'ultimo fuoriclasse e ci sentiamo spesso, perché poi alla fine rimane un rapporto di amicizia, proprio di intenti. Il premio fuoriclasse serve a creare ai giovani uno stimolo attraverso delle persone che hanno fatto la differenza. Abbiamo già disegnato il premio fuoriclasse 2018, un personaggio che fa bene, diciamo, all'economia italiana, fa bene ai giovani come esempio. Il nome, aspettate qualche giorno e ci sarà, ma sarà un nome che darà conferma di quello che è poi il ruolo che deve essere, nel mio caso la grappa fuoriclasse, fa la differenza. Allora, grazie a Roberto Castagner. Per scoprire tutte queste novità, appuntamento, seguiteci, Vinitaly Verona, 15-18 aprile 2018.